Il prossimo incontro. Ti capisci? È quando la mamma ti dice qualcosa e tu non l'ascolti. Non ascolti e poi piangi per niente. I capricci sono quando piangiamo, capisci? Se la mamma ti dice spegni la tele, io non la spengo e dopo la mamma deve ripetere. Tata Simona nasce da subito, praticamente da quando ero ancora quasi una bambina, nel senso che io già nell'età dell'adolescenza avevo chiaro il desiderio di voler lavorare con i bambini. La mia esperienza poi piano piano si è focalizzata su di loro con l'asilo nido. Ho cominciato a lavorare in asilo nido e poi la mia esperienza in Messico come volontaria mi ha assolutamente aperto, insomma, ulteriormente il cuore verso i bambini, i loro diritti e la loro tutela. Ma quali sono le domande più frequenti che ti fanno le mamme? Le domande sono quelle della gestione quotidiana, sono le paure quelle più quotidiane, quindi appunto dalla nanna alla papà, come gestire i capricci. Questo è un altro argomento: i genitori spesso si sentono inadeguati perché non riescono a gestire un capriccio di un bambino di fronte alla cassa del supermercato piuttosto che di fronte all'edicola perché vogliono quel giornalino o quel gioco. Venerdì 11 maggio. Viaggio nelle relazioni con Tata Simona.